C'è stata una grandissima partecipazione oggi all'assemblea del PD del Veneto per dire no alla guerra e soprattutto per mettere a disposizione tutta la nostra comunità in favore degli aiuti che è necessario dare al popolo ucraino nei confronti di chi in questo momento sta fuggendo dalla guerra. È una grande sfida quella dell'accoglienza in cui il PD darà sicuramente un contributo molto importante. Naturalmente da questa nostra assemblea è venuto fuori anche la necessità di continuare a lavorare affinché l'Italia e l'Europa siano unite sulla strada delle sanzioni di carattere economico per riuscire a ricostruire la strada del dialogo e della soluzione diplomatica. Questa guerra ha poche migliaia di chilometri da noi, nel cuore dell'Europa, è uno scenario assolutamente inaccettabile che noi chiediamo venga sospeso al più presto.